Sono in corso le indagini ad Harare, in Zimbabwe, per la morte dei due italiani, Claudio Chiarelli, l'imprenditore 65enne, e il figlio Massimo, 28enne. Il governo del paese africano, dove la famiglia Chiarelli viveva dall'82, ha aperto un'inchiesta per stabilire le responsabilità delle guardie del parco che hanno sparato a padre e figlio. È stato un incidente, non c'è stata alcuna esecuzione, non ha dubbi Francesco Marconati, il veterinario originario di Cadoneghe a Padova, sopravvissuto alla sparatoria costata la vita ai Chiarelli nella riserva dello Zimbabwe. Nel ricostruire l'accaduto, Marconati ha raccontato: stavamo aspettando una pattuglia che dava la caccia ad un gruppo di bracconieri. Quei ranger erano stanchi perché seguivano le tracce da un giorno e mezzo e noi gli avremmo dato il cambio con altre guardie. L'appuntamento, riferisce Marconati, era in un'area e senza saperlo abbiamo fermato la macchina 15 metri prima rispetto a dove i bracconieri avevano attraversato la strada. Quando la pattuglia che stava aspettando è arrivata vicino a noi ci ha sentito bisbigliare. L'uomo spiega così la sparatoria nella riserva Manapulse. Avvicinandosi hanno visto tra il fogliame una macchia azzurra che era la camicia che Claudio si era messo sopra la maglia verde d'ordinanza. Hanno così pensato di aver agganciato i bracconieri. Le guardie hanno aperto il fuoco automatico, aggiunge, con 3 Kalashnikov, sparando per 3 o 4 secondi, in tutto 24 colpi da 45 metri di distanza. Marconati giustifica in qualche modo i ranger. Li conosco da anni, non posso dire che li scuso. Hanno sparato troppo in fretta, senza pensare. In fondo sapevano che noi eravamo lì, da qualche parte, ma la paura e la sovraeccitazione hanno avuto la meglio sulla ragione. È stato uno stupido incidente, ha concluso.